Oggi è il giorno che avete sempre sognato voi, quanta emozione! Davvero un fenomeno internazionale, le Winx, i cui episodi vengono trasmessi in ben 150 paesi. Fatine affascinanti made in Italy, come ha dimostrato la 3 giorni di Jesolo lungo il litorale veneziano, dove è avvenuta la Worldwide Reunion, ovvero l'incontro mondiale di tutti i fan in occasione del 10° compleanno di queste graziose creature animate. In occasione della giornata finale di questo straordinario appuntamento che, complice le belle giornate, ha visto riversarsi sul litorale veneziano migliaia di ragazzini e ragazzine, queste ultime in numero decisamente superiore, è giunto anche il papà delle Winx, Iginio Straffi, il loro disegnatore, che ha sottolineato la collaborazione tra gli organizzatori come il Comune ed il Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice al buon esito dell'evento, nonché la nobile finalità dell'insieme di attività che hanno animato il weekend jesolano, con buona parte del ricavato devoluto all'associazione 30 ore per la vita, realtà nata sulla scia di grandi eventi mediatici ed ora allargata ai social network, dove coloro che hanno abbracciato la causa hanno superato il 1 milione di unità.